Quinta corsa dall'Arcoveggio, confronto per 3 anni, sono 7 al via, 1 Gloria Baba, 2 Giano dell'Est, 3 Ghost Rider Font, 4 Glucosio Jet, 5 Golbi, 6 Galileo AM, seconda linea 7 Gianna dei Veltri. I favori sono per Ghost Rider Font, numero 3 Antonio Di Nardo in sediolo, alternativa principale Glucosio Jet, Antonio Simioli, macchina che accelera. La velocità iniziale di Ghost Rider Fonte di Golbi. Ghost Rider con quinta alla testa, Golbi al suo esterno. Cercherà probabilmente di accodarsi sulla piegata. Golbi si sistema in scia dopo 150 metri di gara. In terza posizione c'è Giano dell'Est, mentre all'esterno non tarda a progredire Glucosio Jet. Glucosio avanza dalle retrovie, mentre al comando è sempre Ghost Rider Font nei confronti di Golbi e Giano dell'Est. Progredisce Glucosio, prova a seguirlo Gianna dei Veltri, mentre più indietro c'è Gloria Baba che precede Galileo AM. Se ne vanno i 600 in 45,9 con leader Ghost Rider Font, Golbi in scia, all'esterno agisce Glucosio Jet che ha in schiera Gianna dei Veltri, poi ancora Giano dell'Est in terza posizione lungo la corda. Gli altri due hanno perso leggermente contatto, vale a dire Gloria Baba e Galileo M che è costretto a spostare all'esterno. 800 che se ne vanno in 1 minuto e 5 decimi. Secondo quarto in 32, si arriva così a un chilometro iniziale in 1:15 e mezzo. Con leader il favorito Ghost Rider, all'esterno agisce sempre Glucosio Jet, mentre c'è l'errore di Golbi. Può respirare ora Glucosio Jet in numero schiena 5 Gol B e farsi la curva al squalificato. coperto. Più indietro Gianna che non progredisce, infilata da Giano dell'Est. Ghost Rider in vantaggio, ancora all'esterno Glucosio Jet che prova nuovamente a sprintare all'ingresso addirittura d'arrivo. Ghost Rider ancora una lunghezza abbondante Numero di vantaggio 7 che Gianna dei diventano Veltri 2 ai 100 squalificato. conclusivi e poi 3 allunga e chiude la partita definitivamente. Ghost Rider Font che vince da lontano. Il secondo posto è per il numero 4 ancora Glucosio Jet che corre comunque molto bene. 1:14,2 il ragguaglio conclusivo. Andiamo a rivedere le fasi finali, 29,2, poi 29,4 a chiudere Antonio Di Nardo che raddoppia in percorso di testa questa volta. Ghost Rider Font al comando, imbattibile anche per un Glucosio Jet comunque molto intonato che finisce bene al secondo posto. E andiamo ora a rivedere le altre piazze. Il numero 3 di Ghost Rider Font al primo, al secondo il numero 4, per il terzo dovrebbe essere il numero 2 di Giano dell'Est, ma ci sarà probabilmente foto perché Galileo M finisce vicino all'interno. Successo il raddoppio così per Antonio Di Nardo, questa volta con Ghost Rider Font per conto di Marco De Vivo e della scuderia Mir.